Magrini allarga per Fonti. Calcio d'angolo, il primo del match a favore della Lusitana. Magrini, Tagliaboschi, con la punta Tagliaboschi, in difficoltà Federici, non riesce a bloccare la palla. Sul tapino c'era Magrini che per un soffio non è riuscito a toccare il pallone. Scarica dietro per Ricci, lancio di Ricci, la tiene in campo duro, fermato ora contropiede D'Angeli sulla sinistra. Riparte il numero 11 dei Neri, punta l'uomo, prova la conclusione, Murato, ancora il numero 11, blocca Federici. Numero 10 a spazio, punta l'uomo, si accentra. Girano dietro, ora Ippoliti. Calcio di punizione a favore dell'Ardita Rieti. Pressato Ippoliti da Fonti, preferisce spazzarla in avanti piuttosto che alleggerire al portiere. Pressing di D'Angeli. Tagliaboschi per Magrini, ora Fonti, è entrato anche Campanelli. Campanelli taglia in mezzo al campo, scambia con Tagliaboschi. Parallela di Campanelli, ferma tutto, numero 13. Altro calcio d'angolo che batterà Campanelli. Mezzo, intercetta Federici, ora il contropiede. C'è D'Angeli che ha la possibilità di calciare, per poco ripiega bene Magrini. Ora Tagliaboschi prova la puntata, fermato sempre dal numero 13. Scambiano il contropiede sulla sinistra, c'è Fonti, prova il sinistro, riparte Ippoliti, c'è D'Angeli, Ippoliti tutto solo a destra. L'imbucata era proprio per lui, Tagliaboschi ferma l'azione. Per D'Angeli in avanti, spazza via Apicella. Magrini in avanti per Campanelli. Tagliaboschi punta l'uomo, prova la conclusione. Troppo sbilenca sul fondo. Vanno in pressing i neri, per questo Federici chiama gli schemi. D'Angeli. In avanti, errato il passaggio lungo per Paolucci. Apicella, Magrini.
Campanelli. Parallela per Apicella, la mette dentro, ferma tutto Vaccaro. Apicella dentro l'area, palla termina fuori ora Federici. Vaccaro, pressato alto da Apicella, in avanti per Paolucci, non ci arriva, Magrini lo ferma, poi la perde. Prova lo scambio D'Angeli in avanti, c'è ancora Magrini, allarga a sinistra Campanelli, ancora Magrini. Per il numero 5, prova di prima, ferma con un braccio forse, ma l'arbitro non vede, D'Angeli riparte in contropiede. Tra le proteste dei padroni di casa, D'Angeli punta l'uomo, ferma tutto, Magrini. Sul secondo tutto solo il numero 4, Fainelli, blocca tutto Ricci. Apicella per Magrini, Campanelli, cambia gioco, Apicella. Di Luozzo, Campanelli. Apicella in mezzo al campo per Di Luozzo, messo giù da Vaccaro, l'arbitro questa volta fischia. Tagliaboschi prova la conclusione sul secondo, c'è tutto solo Campanelli, spazzano via i bianchi. Tagliaboschi per Magrini. Parte il contropiede Campanelli, poi sterza, cambia gioco per Tagliaboschi. La parallela non riesce, termina fuori la sfera. Non si capiscono Vaccaro con il numero 13, la palla termina fuori. Magrini, Campanelli, Di Luozzo, in avanti, termina fuori anche questa di sfera. Mette giù Paolucci, pressato alto, scarica Di Luozzo, Magrini, Campanelli col destro, termina al lato, Federici,
in avanti per Paolucci, troppo lunga, uscita pressing che riesce a metà. Controfallo ai danni della Lusitana, la palla era in movimento. Fanelli taglia dentro per Paolucci, non la riesce a bloccare anche perché il campo è molto scivoloso. Cambia con Magrini, ora Campanelli. Apicella con la punta, la prima conclusione pericolosa del match, se la crea Apicella. In avanti, troppo lunga anche questa di palla. Campanelli ha spazio a sinistra, cambia gioco, c'è Duro, col destro Duro, Murato, la mette giù Fanelli, la perde però, Campanelli ripiega, Duro, col destro Duro, anche questo di un soffio al lato, seconda occasione della Lusitana. Paolucci si allarga a destra, la mette dentro. Rossini, l'1-2 non riesce. Contropiede, un 3 contro 2, Campanelli allarga a destra per Rossini, sul secondo non ci arriva Duro, ma altra buona occasione della Lusitana, nettamente meglio in campo. La mette giù, Ippoliti pressato da Campanelli, sterza, ora Vaccaro, Ippoliti, Vaccaro in avanti ma c'è Magrini, ora Rossini per Duro, Magrini scambia con Campanelli, si gira Campanelli con il destro, Vaccaro lo ferma in corner. Fuori per Duro, la prima parata di Federici dopo una deviazione sul tiro di Duro. Magrini la fa uscire ancora per Duro, centrale per Rossini che sterza, si gira, la palla rimane lì per Campanelli ma ferma tutto l'arbitro, c'è un calcio di punizione, anzi no, c'è la rete, la rete della Lusitana, sembrava aver fischiato fallo, invece c'è il gol e quindi l'1-0 della Lusitana.
Riparte la partita con Ippoliti. La partita si sta innervosendo perché l'arbitro è molto in confusione. Sembrava aver fischiato un fallo. Poi ha deciso invece di convalidare il gol alla Lusitana. In avanti ora Campanelli. Proprio lui l'autore del gol. Perde palla Paolucci, ora dietro Ricci, in avanti Ricci, c'era tutto solo Rossini, preferisce il lancio lungo e la perde. Riparte Federici ora per Vaccaro, scodella Vaccaro ma Duro gliela toglie. Pressing alto ora dei neri. Ippoliti tutto solo in avanti, la mette giù Dionisi. Duro col petto per Rossini, la perde, anzi la scarica ancora Duro col sinistro in avanti, allontana la minaccia Ippoliti sulla destra per Vaccaro. Va via Nobili, è stato fermato con un fallo da Rossini. Non riesce a fermarla Nobili, la palla gli sfila via sotto la suola. Magrini in avanti, anticipa numero 13. Dionisi col sinistro, murato da Magrini, ancora sempre col sinistro, numero 13. Rimessa dal fondo. Rossini pressato. Cambia gioco per Duro. Cambia Rossini in avanti, vince un rimpallo, si accentra Rossini, ora scarica per Duro. Magrini, Campanelli, sul secondo c'è Duro che si fa vedere. Cambia gioco per Rossini, che poi si era fermato. Fallo cumulativo chiamato dall'arbitro. Dionisi in avanti, ferma tutto Duro. Dionisi scarica per Ippoliti, in avanti questo pallone, ferma sempre Duro. In avanti per Dionisi, la riesce a tenere in campo, poi Campanelli ripiega su di lui. Cambia con Ippoliti, numero 13, avanza palla al piede, si accentra. Ora Ippoliti, alza la destra, a sinistra c'è Dionisi. Ancora Ippoliti, il numero 13. Ippoliti rischia qualcosa. Nobili scarica dietro per Ippoliti, Dionisi. Doppio scambio, per poco non ci arriva Ippoliti, che è il contropiede ora orchestrato da Rossini. Prova Rossini il sinistro. Federici. C'era. Non la blocca, nemmeno stavolta. Il pivot, il numero 10 D'Angeli. In avanti per Campanelli, troppo lunga. Federici.
Magrini col petto, Tagliaboschi dietro per Ricci, in avanti, Magrini la stoppa male, quindi rimessa per i biancorossi. Fuori per Dionisi, di un soffio al lato, non c'era arrivato Ricci, vicini al pareggio. In avanti, troppo lunga per Fonti. Ippoliti per Dionisi, riparte in contropiede Magrini, alza la testa, c'è Rossini a destra, sterza Rossini, prova la conclusione Murato dal numero 13 che poi spazza via. Fonti col mancino, si gira e calcia, c'è una deviazione, quindi calcio d'angolo. Tagliaboschi dentro l'area, riparte in contropiede l'ardita Rieti, c'è un fallo commesso da Apicella. Centrale per Dionisi, perde la sfera Dionisi. Magrini pressa Dionisi, ora Tagliaboschi, in avanti per Magrini, lascia scorrere Federici, Dionisi, parte il contropiede, anzi sterza tutto Fonti, ora Tagliaboschi, Magrini per Apicella, col destro di prima Ippoliti, troppo al lato di Ricci, un minuto di recupero chiamato dal direttore di gara, la mette giù numero 13, contropiede ora dei biancorossi, Ippoliti a destra c'è tutto solo, allarga a sinistra per Paolucci che prova la conclusione, Apicella intercetta, calcio d'angolo. Fuori per D'Angeli, ancora D'Angeli, la mette dentro, fuori per il numero 13, ora D'Angeli a destra, scarica dietro, ancora Ippoliti, con la punta Ippoliti, devia tutto, Fonti. Termina qui il primo tempo, in vantaggio la Lusitana per 1-0. Secondo tempo che inizia, ora da destra verso sinistra la Lusitana. Tagliaboschi per Magrini, in avanti sulla parallela c'è Fonti, scarica dietro, pressato Tagliaboschi, quasi la perde, poi riesce a rimediare una rimessa dal fondo.
Duro, parallela per Fonti, troppo lunga, palla che arriva dalle parti di Federici. D'Amelia per Vaccaro, ora taglia mezzo al campo. Vaccaro, D'Amelia. Cambia gioco, D'Amelia la palla non è uscita per l'arbitro, quindi rimessa dal fondo, batterà Ricci. In avanti, la mette giù, riparte l'azione per i biancorossi. Ancora D'Amelia, pericoloso, con i piedi poi allontana in corner Ricci. La fa uscire per Paolucci, tiro sbilenco che finisce fuori dal campo. Era una buona occasione. Ricci per Tagliaboschi. Cambia gioco lato opposto, ma Fonti si era fermato. Vaccaro. D'Amelia. Per Paolucci. Con la sola Paolucci lo ferma duro. Ancora Paolucci, caparbio, prova la conclusione. Conquista il calcio d'angolo. Sulla sfera Vaccaro. Fuori per D'Amelia, lascia scorrere. C'è Fainelli, pressato alto Fainelli da Tagliaboschi che commette fallo. D'Amelia col destro. C'è una deviazione, quindi calcio d'angolo. Ancora Vaccaro sulla sfera. Chiamano schemi in continuazione i biancorossi. Palla fuori per Fainelli. Tira troppo alto. Ricci guarda. In avanti per Fonti, la spizza di testa. Riparte quindi il contropiede. Paolucci supera l'uomo con un rimpallo. Tagliaboschi. Pressing di Paolucci. Mette giù. Duro. L'autore del fallo è D'Amelia. Tagliaboschi, Magrini, c'è il pressing di D'Amelia, sembrava il fallo netto. Vaccaro per Paolucci, prova al sinistro Paolucci, murato da Magrini. D'Amelia. Vaccaro. Taglia dentro al campo. Ancora Fainelli, portato fuori da Tagliaboschi. Copre bene la sua porzione di campo Tagliaboschi. Ricci con le mani per duro. Centralmente per Fonti. Di spalle Fonti. Magrini, ora duro. Rischia qualcosa ma parte in contropiede duro. Sulla sinistra c'è Fonti. Fonti col sinistro. Di poco al lato. Vaccaro, scodella in avanti per Paolucci. Lascia scorrere. C'è D'Angeli. Ancora Vaccaro. In avanti per Paolucci. Ha spazio Paolucci. Lo ferma duro. Riesce a stopparla bene D'Angeli, quindi rimessa per i neri. Fuori per Magrini. Ora duro, alza la testa. Carica ancora Magrini. All'indietro per Tagliaboschi.
Tagliaboschi lato opposto per Magrini, intercetta Vaccaro, D'Angeli per Paolucci, lascia ad Amelia, ora Vaccaro, ferma Tagliaboschi, in avanti per Fonti, prova la conclusione Fonti, murato da D'Angeli, sulla sfera Tagliaboschi, dietro per Fonti, ora Rossini, taglia mezzo al campo, passa via Vaccaro, Rossini dietro per Magrini, in avanti, Magrini, D'Angeli ora per Dionisi, ancora Rossini, Campanelli scarica dietro per Tagliaboschi, Magrini a destra, c'è Rossini, ha spazio Rossini, si accentra perché è sinistro, Federici scarica per Vaccaro, Vaccaro in avanti per Dionisi, non c'è nessuno a supporto, contropiede quindi di Tagliaboschi, la deviazione di D'Amelia, altro calcio d'angolo, sempre Tagliaboschi sulla sfera, dietro per Magrini, Rossini col sinistro, para Federici, la palla schizza, sempre pericoloso il tiro, D'Amelia in avanti, fermato da Campanelli, rischia il passaggio orizzontale, cambia gioco per Rossini, stoppa male Rossini, lo blocca Vaccaro, Magrini in avanti per Campanelli, la mette giù col petto, protegge la palla, la fa uscire, ancora Magrini, gira per Rossini che scambia con Tagliaboschi, non ci arriva per un pelo Rossini, sarebbe stato tutto solo contro Federici, in avanti per Dionisi, prova a spizzarla, non ci arriva, calcio d'angolo dice l'arbitro, la deviata Tagliaboschi, chiama lo schema d'Amelia, la fa uscire, c'è Dionisi, prova la conclusione, troppo al lato di Ricci, non accenna un pressing alto nonostante lo svantaggio, ora riparte Magrini per Rossini, prestato numero 4 che allarga a destra per Tagliaboschi, parallela sempre per Rossini, intercetta Dionisi, Apicella in avanti per Campanelli, Campanelli, terza palla Campanelli, conquista il calcio d'angolo, il numero 8. Centrale il tiro di Rossini,
La fa uscire ora per Apicella. Sul secondo c'era Campanelli, ma spazza via D'Amelia. Allarga il gioco per Rossini, troppo indietro la palla, quindi riprende Ippoliti. Pressing alto ora dei neri. E parte in contropiede Campanelli. A spazio prova la punta, sempre D'Amelia che mura le conclusioni avversarie. Per Rossini prova lo scambio in avanti, ora riparte in contropiede D'Angeli, parallela, c'è proprio Ippoliti, c'era sul secondo palo Dionisi, ha calciato invece fuori sul primo. Ricci in avanti per Campanelli, la mette giù, c'è un fallo di Ippoliti. No, invece il fallo è stato commesso da Campanelli. L'arbitro è molto in confusione, fischia un fallo. Non si capisce bene per chi fischi fallo. Contropiede ora di Rossini, c'è a sinistra Campanelli. Prova la conclusione Rossini, arriva al 2-0 di Andrea Rossini. Ippoliti per D'Amelia, pressing di Rossini su D'Amelia, spalla la porta, la tira dietro per Federici, in avanti Federici per Dionisi, si gira ora Dionisi, punterà all'uomo, prova la conclusione, Magrini intercetta, calcio d'angolo, deve recuperare di 2 reti, sono sotto gli ospiti, fuori per D'Angeli, altro tiro troppo alto. Per Campanelli che era tutto solo, temeva però l'uscita di Federici, quindi ha cercato solo di spizzare la sfera. D'Angeli riparte, blocca Rossini, contropiede, Dionisi ora prova la conclusione, lascia scorrere Ricci. Anticipo di D'Amelia, Apicella, fermato da Dionisi. Sul secondo c'era Campanelli. In avanti per Dionisi, la mette giù, si gira, ottima occasione per l'ardita Rieti, c'è una deviazione, invece l'arbitro dice che la rimessa è dal fondo. Ricci in avanti per Duro, fermato da Ippoliti, ripiega su di lui Campanelli, ancora Duro di spalle, si prende il fallo laterale, ora Apicella, allarga per Magrini. Girano palla adesso in vantaggio di 2 reti. Duro in avanti per Magrini, buona intenzione ma troppo lungo il passaggio.
In avanti per Duro, fermato da D'Amelia. Fuori per Apicella. Magrini cambia gioco per Duro. Dietro per Duro. Ora Campanelli. Con un fallo di mano che non vede l'arbitro. Magrini avanti con la suola. Si accentra, scarica dietro adesso per Apicella. Duro. D'Amelia sul secondo, non c'è nessuno, rimessa dal fondo per Ricci. Girano belle palla ora Tagliaboschi. Cambia gioco ancora Duro. Parallela per Magrini. Ci prova Magrini. Cadono gli uomini biancorossi, ripartono ora in contropiede. Federici per Ippoliti. In avanti c'è Magrini che intercetta l'uomo, conquista anche un fallo. In avanti per Duro, si può girare, ha molto spazio, perde l'equilibrio e cade. Contropiede quindi adesso con Ippoliti per D'Amelia. Vanno in pressing i neri, a spazio, scivola anche il numero 9 Paolucci, anzi il numero 5 Nobili. Vai, vai! Su, Ale! Uno! Occhio sinistra, occhio sinistra! Per Paolucci di spalle, ferma tutto. Tagliaboschi ora Duro, gira palla per Magrini. Tagliaboschi, doppio scambio. L'arbitro non vede nulla. Allarga a destra per Nobili. Intercetta Magrini. Calcio d'angolo con la punta. Intercetta Duro. Ancora D'Amelia. Fuori per Ippoliti, troppo alto anche questa conclusione. Duro ha molto spazio. In avanti il passaggio di Duro per nessuno, perché in quella porzione di campo nessuno ha tagliato. Si accentra D'Amelia, messo giù da Duro con un fallo.
Faccia sul primo palo. D'Amelia, la conclusione. Para bene l'estremo difensore Ricci. Baccaro fuori per D'Amelia, troppo alta anche questa conclusione. Quanti tiri fuori lo specchio per i biancorossi. Ricci in avanti, troppo lungo per Duro. Scambio con Paolucci, si gira il numero 9, vince un rimpallo Paolucci, ancora prova ad andare avanti, ferma tutto Tagliaboschi, contropiede Campanelli. Duro ancora per Campanelli, dentro l'area Campanelli, non ci ha creduto Tagliaboschi, poteva tagliare sul secondo. Cambia gioco per Tagliaboschi, conquista il fallo laterale. In avanti per Duro, esce il portiere. C'è un fallo. C'è un fallo ai danni del portiere, commesso da Duro. Allora può essere fallo, arbitro. Quinto fallo commesso dai neri. Arbitro, ma l'ha visto che si è buttato 5 minuti prima il portiere. Lancio di D'Amelia in avanti per Paolucci, si gira Paolucci, il numero 9, col suo fisico però la conclusione che alla fine non arriva. Duro. Magrini scarica. Tagliaboschi in avanti dalle parti di Duro che ha molto spazio. Ippoliti riparte in contropiede, lo ferma Duro. Ancora Magrini, cambia gioco, si accentra Duro. Campanelli ha molto spazio, di un soffio al lato, sfiora il 3-0. Riprende il match dopo il time out. Federici in avanti, blocca tutto Magrini. Duro, ha molto spazio, Duro la conclusione! Il 3-0 del numero 11 chiude la partita. D'Amelia supera l'uomo, il palo di D'Amelia, c'è una deviazione, calcio d'angolo.
Palucci si sposta e calcia sul secondo, c'era Vaccaro, ancora calcio d'angolo, anzi laterale, ma come se fosse un calcio d'angolo. Ricci in avanti, Campanelli allarga, Campanelli, c'è il numero 3, prova la conclusione, intercetta un difensore, poi Federici blocca, contropiede, Fainelli ha spazio a sinistra, Vaccaro centrale per Paolucci, Tagliaboschi riparte, è tutto regolare, Tagliaboschi para, bene Federici, altro contropiede. Ora Paolucci ha spazio alla conclusione, blocca tutto Ricci. Che parata di Ricci. Il numero 3 in avanti per Campanelli. È entrato Baccari. Campanelli. Campanelli col destro. Lascia scorrere Federici. Centrale per Paolucci. Fainelli, parallela per Paolucci che si era girato, contropiede per Campanelli, ora Rossini, a sinistra Rossini, sfiora il palo. Paolucci col sinistro, troppo debole. Fainelli, un pallone troppo alto che finisce fuori. Poche idee per la ardita Rieti. 2 minuti di recupero. Magrini, Baccari. Dai, gioca! Riprende Ricci. Ora Baccari ha spazio. Supera l'uomo, messo giù da Amelia. Il velo di Rossini Fonti non lo capisce. Taglia in mezzo al campo da Amelia. Ora a destra per Dionisi. Ricci riparte in contropiede. Rossini a destra. Centrale per Baccari. Ha molto spazio ora da Amelia. Prova la conclusione. La parata di Ricci.
in spaccata. Vaccaro fuori per Dionisi. Non ci arriva ad Amelia, quindi rimessa dal fondo. Bravo Fonti a lanciarla in avanti, trova una deviazione. Simo! È tuo, Simo! Termina qui 3-0 della Lusitana ai danni della Polisportiva Ardita Rieti. Partita mai in discussione, un secco 3-0 e 3 punti d'oro.